Veneto, bando per la formazione continua. La Regione Veneto ha pubblicato il DGR 221 che prevede l'utilizzo delle risorse delle FSE per lo sviluppo di piani di formazione. Anche in questo caso andranno finanziate quelle che sono le spese per la docenza, e anche in questo caso abbiamo deciso di proporre alcuni percorsi formativi per le aziende che decideranno di aderire con noi, che sono digitalizzazione dei processi produttivi, Big Data e Analytics, intelligenza artificiale e machine learning, cyber security industriale, assessment digitale, progettazione di roadmap per la trasformazione digitale, integrazione di tecnologie digitali nei processi produttivi. Possiamo naturalmente svolgere questo tipo di formazione sia presso le nostre aule che presso le aziende del Veneto, oppure possiamo anche personalizzare i percorsi nel caso appunto non rientrino tra queste linee. Il bando ha una scadenza molto ravvicinata e noi, per poter predisporre la domanda, abbiamo necessità di ricevere le adesioni entro il 30 marzo 2025. Per approfondire gli argomenti trattati potete contattarmi al sito retteagevolazioni.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rette Agevolazioni.